Una sua impressione su questa giornata, ma soprattutto su quest'anno, perché è la conclusione di un'annata poi. Sì, oggi era l'assemblea del rinnovo della presidenza di Confapi Venezia che mi vede da oggi all'inizio del secondo mandato. Come ho detto durante l'assemblea, i precedenti 3 anni sono stati 3 anni molto difficili di cose totalmente imprevedibili. Si riassumono in pandemia e guerra in Ucraina, ma in realtà intorno c'è molto di più e ci sono tante situazioni critiche per gli imprenditori. Ovviamente mi sono augurato che il prossimo triennio sia più tranquillo, anche se ovviamente la realtà fattuale ci ha dimostrato che purtroppo le cose che accadono spesso sono imprevedibili. Però la piccola e media impresa che noi come Confapi rappresentiamo ha dato ancora una volta prova di essere in grado di resistere e reagire e ripartire. E addirittura oggi con l'importante parterre che avevamo sul palco, che si componeva di dirigenti regionali e di professori universitari, abbiamo analizzato un sondaggio fatto da Confapi Nazionale e Youtrend, dal quale risulta che la piccola e media impresa è il luogo ideale in cui lavorare. Quindi questa è la caratteristica che francamente non prevedibile, ma in realtà nell'epoca dell'intelligenza artificiale, nell'epoca dell'automazione, non solo l'impresa piccola riesce a reagire velocemente, ma riesce ad essere attrattiva dei talenti perché ha una dimensione umana che le multinazionali non avranno mai.